Salve, sono Andrea di Scalcauto. Oggi vediamo Dacia Duster. Cominciamo dalla parte posteriore. Quindi tappo del carburante si apre da sta parte, il tappo interno si aprirà con la chiave del veicolo. Passando invece al bagagliaio, il pulsante è di qua, bagagliaio con cappelliera. In caso avessimo bisogno della ruota di scorta dovremmo alzare il tappeto che copre il bagagliaio, sviteremo questo bullone con la chiave in dotazione e il cesto con la ruota di scorta scenderà da sotto. Nel bagagliaio sarà possibile staccare la cappelliera. Dov'è la chiave? La chiave è posta dentro la tasca laterale. Eccoci qua. Nella parte posteriore mettiamo i finestrini a manovella o come opzione potremmo mettere gli elettrici. Abbiamo i 3 sedili, la panchetta che si può frazionare 2/3 e 1/3. Per frazionare la panchetta posteriore dovremo tirare verso di noi la leva che blocca la panca. Passiamo invece al posto di guida. Importante regolare bene il posto di guida, che si regolerà con 2 leve, una posta a sinistra del sedile e l'altra posta a destra del sedile. Con la leva a destra, quella che ho di qua, regoleremo il sedile in profondità, mentre con la leva a sinistra regoleremo il sedile in altezza. Eccoci qua. Per la regolazione del volante c'è la apposita leva sotto al piantone dello sterzo. Sulla portiera abbiamo i finestrini elettrici per la sinistra e per la destra, o opzionalmente per tutto il veicolo. La regolazione dei fari è posta in basso a sinistra. Sulla parte sinistra avremo il devio luce con gli abbaglianti e i fendinebbia. Ecco qua, il clacson è posto all'estremità del devio luci, mentre nella le frecce, per attivare le frecce destra e sinistra, dovremo spostare in alto e in basso il nostro devio luci. Questo qua. Allora, per quanto riguarda la parte destra invece abbiamo la regolazione dei tergicristalli a 2 velocità, mentre per attivare il tergicristallo posteriore basterà girare la rotellina posta all'estremità. Eccola qua. In cima avremo un pulsante che mi servirà per regolare il computer di bordo. Il computer di bordo mi darà il consumo istantaneo, l'autonomia della macchina, la distanza dal punto di partenza, la media dei chilometri orari, i chilometri che mi mancano per andare in manutenzione, i gradi esterni e i chilometri totali della macchina. Per quanto riguarda la manutenzione, cioè il tagliando futuro, la vettura indica solamente i chilometri che mancano oppure tiene conto anche del tempo? La macchina, oltre a indicarci i chilometri che mancano alla manutenzione, ci indica anche il tempo, quindi quando è da più di un anno che non facciamo un controllo e una manutenzione, la macchina ce lo segnalerà con una spia a forma di chiave inglese, posto sul nostro cruscotto. Passiamo adesso alla parte riguardante lo stereo e il navigatore che sono in dotazione sulla nostra Dacia. Dunque, posizionate dietro lo stereo, dietro il volante, abbiamo delle leve che servono per alzare e abbassare il volume dello stereo, una rotellina dietro che mi servirà per cambiare le stazioni o le tracce che abbiamo dentro lo stereo e un tasto per rispondere al telefono. Eccolo qua. Allora, lo stereo avrà un menu principale dove saranno indicati la radio, qui possiamo uno schermo touchscreen, qui potremo accedere alla radio, ai contenuti multimediali, quindi chiavetta o cavetto AUX, e alle opzioni del telefono. Si possono collegare fino a 5 telefoni dotati di Bluetooth. Al MediaNav abbiamo un doppio microfono per parlare quando riceviamo una telefonata. Come si fa a collegarsi con il proprio telefono? Per collegarsi col proprio telefono basterà entrare nel menu telefono e
abbinare un dispositivo tramite Bluetooth. Quindi bisogna avere il proprio telefono già con il Bluetooth Già, perché naturalmente il attivato. telefono deve avere il Bluetooth attivato, deve essere un telefono che può supportare una piattaforma multimediale come questa. Quindi, ripetendo, attivo il Bluetooth sul mio telefono, premo il pulsante TEL. E ricerco dispositivi Bluetooth così da selezionare il mio telefono e abbinarlo alla MediaNav. Perfetto. Ok. Il navigatore che abbiamo sul nostro MediaNav è diviso in due parti, quindi possiamo accedere solo alla mappa senza indicazioni, quindi visualizziamo la mappa in 3D con tutte le informazioni che ci dà sulle vie circostanti e i vari distributori che si vedono in giro per la strada. La mappa può indicare anche gli autovelox. Se andiamo invece sulle opzioni di navigazione possiamo scegliere un indirizzo dove andare, possiamo avere diverse opzioni per il nostro percorso, quindi creare, evitare ostacoli, fare un percorso panoramico, oppure trovare dei punti di interesse come parcheggi, ristoranti e trovare le coordinate direttamente sulla mappa. Quindi un navigatore molto completo fornito da TomTom. Eccolo qua. Per le impostazioni di tutto il MediaNav dobbiamo premere il tasto in basso a destra. In basso a destra avremo il tastino Eco, qui accanto al cambio, che mi servirà per attivare la guida economica. Vediamo che una volta premuto mi si accenderà la spia sul cruscotto centrale. La guida Eco serve per risparmiare sul carburante nei percorsi lunghi tipo autostrada o strada principale in rettilineo, toglierà però un po' di spunto alla macchina, quindi la macchina risulterà meno potente ai bassi. Eccoci qua. L'aria condizionata è posta in centro sotto il nostro MediaNav e avrà 4 velocità, diverse posizioni, quindi sul vetro e sui piedi, solo frontale e frontale e bassa, 2 possibilità di prese d'aria, quindi la presa d'aria direttamente dall'esterno oppure il riciclo dell'aria interna spostando la linguetta da sinistra a destra. La temperatura verrà regolata manualmente con la rotellina più a destra. C'è possibile attivare l'aria condizionata con il tasto AC oppure attivare lo sbrinamento del lunotto posteriore con l'altro tasto posto alla destra. Perfetto. Per attivare le 4 frecce in marcia nella macchina dovremo premere questo pulsante qua sopra il MediaNav, mentre invece per la chiusura centralizzata ci sarà il pulsante a fianco. La chiusura centralizzata si attiva in automatico quando le porte sono chiuse bene e la velocità supera i 15 km/h. Che altro? Sotto al volante in basso a sinistra ci sarà la leva per aprire il cofano davanti. Una volta sbloccato il cofano, sopra la scritta Dacia abbiamo il locchetto da aprire e la parte sotto in cui avremo accesso alle lampadine a destra e a sinistra e al controllo dell'olio per la stina centrale. Dov'è la stina? La stina centrale è in comune con il tappo riempimento dell'olio. Se dobbiamo invece riempire il liquido di tergicristalli dovremo andare ad agire in questa zona qua. Perfetto. Troverete in dotazione il libretto di istruzioni, già compreso di libretto manutenzione dai tagliandi nella parte in fondo. Vi consigliamo di leggerlo attentamente prima di metterci alla guida, così da scoprire tutte le particolarità della macchina. Ecco.